sudoresa, gusto per la susinesa, tigri 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 te. Mia, questa è subbalueta mia, tigni 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 te, e tigni 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 te. Cántala en justa manera, tanto punto que sincera, justo para su sinesa, Ma buonasera a tutti, bentrovati, più forte, più bello l'applauso, e viva Laconi! E viva la festa di Sant'Ignazio! Finalmente abbiamo acceso i riflettori su uno degli eventi che ci ha dato la possibilità di documentare il sentimento di un'intera comunità, non solo Laconi coinvolta, ma tutta la Sardegna si è unita in questi giorni a questo centro della nostra isola che con l'urna di Sant'Ignazio ha davvero dato un momento che ha regalato emozioni a tutti. Dopo 11 anni, il santo della gente, della semplicità, venerato da tutti, è tornato a casa. Tra le persone che sono custodi di una memoria, ma tra tutti noi che amiamo il santo e che oggi e in queste giornate di festa è stato onorato così come si conviene. Ma noi stasera continuiamo con questa appendice di una grande festa iniziata giorni fa e abbiamo iniziato anche nel migliore dei modi, perché credo che l'applauso per il gruppo folk San Giorgio di Usini porti davvero bellezza in questa serata. Roberto, che davvero li ha visti protagonisti in apertura, e non è un caso. Non è un caso, noi faremo un viaggio da una parte all'altra
dell'isola e racconteremo attraverso i balli dei loro centri di provenienza quelle che sono le danze, quelli che sono gli abiti tradizionali, i costumi, gli usi e i costumi. Però voglio dire una cosa, prima di iniziare e di dare il via alla nostra serata, non solo Sant'Ignazio, ma si è svelato, così come si svela una bellissima rosa, una comunità che ci ha accolto nel migliore dei modi e si è dimostrata sempre gentile e disponibile. E questo è un tratto che non abbiamo scordato, ma soprattutto che evidenziamo con grande piacere. Quindi grazie. Viva Laconi, davvero, e grazie di come ci avete aperto le porte del cuore. E io vorrei ovviamente salutare, e poi accompagneranno proprio l'uscita del gruppo di Usini, coloro che hanno sottolineato proprio con le note gli arpeggi, questo primo ballo d'apertura, a cominciare da Mario Soro alla chitarra, un applauso forte, Leonardo Spina voce, e uno dei principi, dei re dell'organetto in Sardegna, Giuseppe Cubeddu. Grazie agli amici di Usini che sono reduci da un successo clamoroso del loro festival internazionale La Manutenta, anzi se uscite a passo di danza ci fa pure piacere. Applauso e abbiamo cominciato. Stiamo finendo con questa musa e poi saluto gente chi non sa dilliri 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 de dilliri di dilliri di dilliri 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 de dilliri di dilliri di dilliri 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 de. E questo era il bell'inizio di questa serata, Roberto. Anche perché adesso la serata continua, il viaggio è appena cominciato. Anche perché adesso ci trasferiamo dal Logudoro alla Gallura. Dovete sapere che c'è un centro, un piccolo centro che si trova in questa parte di Sardegna che viene sempre visitato dai VIP che arrivano da tutto il mondo e si danno appuntamento proprio a San Pantaleo per visitare il centro storico, per apprezzare quella che è la bellezza di un centro che molti non conoscono ma che ovviamente riscuote sempre un grande fascino e una grande attenzione. 1895 si fonda questo borgo attorno alla chiesa e poi dal 1939 diventa comune autonomo e quindi viaggia attraverso la ricchezza di una storia che vuole tenere stretta per mano e di quelle tradizioni che loro in questo caso valorizzano. E allora un applauso per il Mini Folk e il Gruppo Folk di San Pantaleo, un'associazione culturale davvero interessante. E i piccolini daranno subito vita alla prima delle danze, l'Ubaddu di Listeddi. E come diceva Roberto, San Pantaleo è un luogo ovviamente rinomato in quanto attrattiva turistica, ci sono davvero questi scorci che la adornano, che meritano sempre ammirazione e suscitano bellezza. Ma quello che hanno fatto loro, gli amici di questa associazione, è straordinario, perché in un luogo così aperto a tutto quello che arriva hanno saputo recuperare la memoria, rimettere insieme le parti dell'abbigliamento tradizionale e dare spirito alle danze, in questo caso accompagnate dall'amico Dario De Riu. San Pantaleo. Nanne dumeu sumu nargai asicutera non torna mai dilliriti dilliriana dilliriti dilliri dell'ama dilliriti dilliriana dilliri dilliri. Semus papanne vane castanza terra culan terra cafango torra su pover senza alimento e senza ricovero dillirite dillirianame dillirite dilliri dell'ame dilliriti dillirianame dilliri dilliri. Un sarmanera numero 30 de nuovo non muda la tinta, a
appena è morta questa bandera, non più osserva una imbriachera, dilliridi, dillirianame, dilliridi, dilliri dell'ame, dilliridi, dillirianame, dilliri, dilliri. Questa bandera numero 30 dei nuovo dalla tinta, appena è morta questa bandera, non più osserva una imbriachera, dilliridi, dillirianame, dilliridi, dilliri dell'ame, dilliridi, dillirianame, dilliri, dilliri. Addio sono anni te ne di conto, va che su sordo e becca da tonto, tanto lui da suo mondo ergai, la sicutera non terrà mai, ma dilliridi, dillirianame, dilliridi, dilliri dell'ame, dilliridi, dillirianame, dilliri, dilliri. Addio sono anni te ne di conto, va che su sordo e becca da tonto, tanto lui da suo mondo ergai, la sicutera non torna mai, ma dilliridi, dillirianame, dilliridi, dilliri dell'ame, dilliridi, dillirianame, dilliri, dilliri. Su monarcai, sicutera non torna mai, siamo in tempo detti la mia, infamidade se carestia, dilliridi, dillirianame, dilliridi, dilliri dell'ame, dilliridi, dillirianame, dilliri, dilliri. No, ma vogliamo raccontare, Roberto, vabbè, hanno visto la diretta, anche che poi Sardegna Live e Videolina hanno mandato, si dice, a reti unificate per portare dentro questo racconto processionale meraviglioso che abbiamo vissuto fino a qualche ora fa, ma i bambini, la pazienza, non sentono la stanchezza, hanno entusiasmo da venderci, arrivano pure da San Pantaleo che rispetto all'Acqui è dall'altra parte del mondo, ma glielo vogliamo fare un altro applauso? Sì, ma sì, sono stati bravissimi. Sono davvero una meraviglia, come dicevi tu, poi si sono messi adesso al lato del palco ad osservare questo sorriso incorniciato nel fazzoletto, che è davvero una bellissima cartolina dell'isola di Sardegna. Però dopo i piccoli, adesso c'è la formazione che ovviamente porta avanti queste tradizioni, lo fa con orgoglio, con quello spirito identitario che abbraccia e che racconta questa parte di Sardegna, la Gallura. Luprimu Baddu, Dario De Riu, applauso per San Pantaleo.
capo di la Sardegna, gattetti la cattura, chi pazienti al musura, di minto è tanto digna, di minto è tanto digna, a capo di la Sardegna, gattetti la cattura, chi pazienti al musura, di minto è tanto digna, di minto è tanto digna, di minto è tanto digna. Liste di sani minori, imparati a badare, e sì non so badatori, e sì non so badatori, stentano a cui va. Liste di sani minori, imparati a badare, e sì non so badatori, stentano a cui va, ma stentano a cui va. Abada, cruci porta l'udina porta la cruci, lucriu porta la nuci porta lucriu, lupiccioni più, lupiccioni, e me facci l'agnoni facci me, lupulcedu, ue, facci lupulcedu, bau, lucateddu, bau, e la iata facci miau, facci la iata, e mumu facci la ca facci mumu, luyadu cucurucu, Kukuru baci luyadu, sopu elume kavadu, sopu enu ponda, abadai, abadam. Balconi, so sempre vigilanti, tutti l'anti so passandi e la me ancora no. Dall'aiana lo balconi, so sempre vigilanti, tutti l'anti so passandi e la me ancora noni, e la me ancora noni, e la me ancora noni, e la me ancora noni. Tutta la vita se mi lavoresta, vorrà ogni movimento umano, sia l'usoli sia la tempesta, a 40 anni non più ne usano, ma can due ni lati di la vesta, vendi l'uva tutta mano a mano, vendi l'uva tutta mano a mano, vendi l'uva tutta mano a mano, vendi l'uva tutta mano a mano. Sopu e non me cavadu, sopu e non me cavadu, sopu e non me cavadu, sopu e non può andare. Abadai, 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 abadam.
ma anche il quadro finale non era niente male. Però voglio lanciare una sfida. 1 e 2, venite qua un attimo, un secondo qua. Allora, torniamo indietro voi, appena. È una sfida che vi lancio. Siccome io ho questa fissa quest'estate, che vorrei far diventare lo Scottis uno dei balli che possono anche, le scuole di ballo, le feste di piazza, portare anche verso il sud della Sardegna. Mi fate un accenno, Dario, stiamo improvvisando, 2 giri, 2, come ti chiami? Letizia. Alessandro. Un applauso e vediamo che cosa succede. Da canto pari è la danza rusticana di la Scozia lontana che sbaccata da lumari 100 anni sarà da un secolo in gaddura te lo ballo che oggi ammiri se dici tra passi e giri chi lo scotti sa misura giusta si deve fa. Grazie per questo fuori programma, ma ci tenevo insomma che la Gallura Roberto firmasse in qualche modo la sua presenza questa sera qui all'Aconi. Ho fatto bene? E noi siamo davvero contenti, però se questi 2 bambini, anzi 3 bambini, vengono qua al centro del palco, prima ci siamo un pochino preoccupati perché abbiamo detto questo anfiteatro bellissimo non è ancora pieno di persone, noi vi vogliamo far sentire un bellissimo applauso da parte di tutta l'Aconi, da parte degli amici che di l'Aconi non sono ma sono venuti qua stasera. Questo applauso è tutto per voi, grazie. E allora Dario, accendiamo i suoni e facciamo uscire tutta la formazione con un sottofondo musicale come solo tu sai fare. San Pantaleo. L'applauso ha sovrastato persino le note musicali, Roberto, ma adesso altre note avranno modo di fiorire su questo palco. Adesso ci trasferiamo nella città di Nuoro, capitale del folklore, la città del Redentore, la città che nel rione di Sant'Upredu ha alimentato i sogni di quella bambina che era Grazia Deledda, tante lettere e poi il successo che davvero l'ha portata a renderci orgogliosi e fieri di essere sardi, così come dici in tutti i tuoi spettacoli. E di Nuoro è anche una formazione che nasce nel 2003 da una felice intuizione di Carlo Boeddu che va a Bitti, osserva le donne del paese stringersi per mano, tenersi a braccetto e danzare insieme. E da lì questa è la prima formazione tutta al femminile che indossando l'abito tradizionale ripropone poi in piazza quelli che erano i balli delle feste antiche. E quindi un applauso per Sas Nugoresas, eccole qua. Guardate che meraviglia, che colpo d'occhio. Roberto ha detto una cosa giusta. Io credo che su quell'immagine simbolo, no, di Grazia Deledda quest'anno si è parlato tanto perché si sono recuperati i festeggiamenti per celebrare questi 150 anni dalla nascita. Le donne di Nuoro hanno questa fierezza nel volto, nel portamento, nella gestualità, ma nella bellezza del ballo che adesso andrete ad apprezzare e credo di sicuro anche ad applaudire. E loro davvero per prime, come diceva Roberto, hanno creato questa associazione che l'anno 21 onorerà i primi 20 anni, ma anche con un percorso di ricerca, di recupero, di studio attento, e il tutto ha prodotto qualità, cultura e bellezza. E allora credo che sia su Nugoresu il ballo che hanno scelto di ballare per noi. Francesco Virde, un amico carissimo, le accompagnerà. Sas Nugoresas.
Associazione culturale Nugoresas, l'eleganza e poi tutti i dettagli che riguardano quest'abito tradizionale che raccontano una storia tutta loro. Francesco Virde le accompagnate con l'organetto, ma prima Giuliano devi memorizzare una data, quella del 2 di settembre, perché Danzas è il loro festival dal respiro internazionale con tutte le danze che provengono da ogni parte del mondo, quindi l'appuntamento è a Nuoro per fare festa, in questo caso con le Nugoresas. E ovviamente ne approfittiamo, fatelo pure l'applauso, perché questo appuntamento del 2 settembre siete tutti invitati, voi che siete qua, ma anche voi che ci state guardando adesso, ovunque voi siate, attraverso le telecamere di Sardegna Live, quindi Nuoro è la direzione. E ne approfitto ovviamente anche per salutare, non lo abbiamo fatto fino ad ora, quelli che appunto sono lontani da qua, ma con noi anche questa sera. E allora, se Francesco ci dà 2 note, noi possiamo far uscire le ragazze così come amano fare, con la delicatezza di sempre, l'applauso di tutti.
E adesso qua ti voglio, perché faccio una premessa io e poi ti lascio presentare. Solitamente, quando siamo ospiti di una comunità, la formazione di casa apre le danze. Noi stiamo un po' sovvertendo questa regola da qualche tempo a questa parte, perché ci sembra giusto che la formazione di casa in realtà stia nel cuore dell'evento, perché in qualche modo saluta quelli che nel frattempo si sono esibiti e gli altri che stanno per farlo, e quindi la premessa era d'obbligo e si è capito anche chi deve arrivare. Devono arrivare i padroni di casa, le persone che indossano le tradizioni di Laconi, le portano avanti, ma soprattutto portano alto il nome di questa comunità. Ma io prima di farli entrare, se sei d'accordo, farei girare le telecamere per dare la possibilità a chi ci sta guardando da casa di vedere questo spettacolo che si chiama Laconi, che si chiama Festa di Sant'Ignazio e che ci ha dato davvero la Fatevi un possibilità applauso. di ritrovarci in questo scenario del tutto particolare. E su questo applauso possono guadagnare l'ingresso gli amici del gruppo folk Francisculai di Laconi. E guarda quanti sono, e mi piace mettere in evidenza questo avvenimento, perché dopo 2 anni difficili in cui le associazioni hanno avuto delle difficoltà, loro hanno già recuperato un pochino il terreno, il vigore, ovviamente nessuno lo ha mai messo in discussione. E ovviamente dopo saluteremo anche tutte le altre associazioni che producono cultura, tradizione e bellezza a Laconi. Ma questo è il loro momento, un'associazione longeva perché nasce nel 1974. Anche in questo caso, come tutte le associazioni, hanno dato il loro contributo per rappresentare il sentimento identitario, in questo caso della comunità di Laconi, e ovunque hanno portato la bellezza delle loro danze e la forza, l'energia del loro prodotto. Li accompagna Sergio Puzzu, amico di Sorgono, che ritroviamo in questo centro, in questo contesto. Per Sant'Ignazio i balli che avete scelto sono Su Passo Serio e S'Addanza. Prima su Passo Serio, poi succede una cosa e poi vedremo se lo meritano anche il secondo ballo. Va bene? Applauso. Laconi.
Cari amici di Laconi, io lo so perché ho fatto parte del gruppo folk del mio paese e ci piaceva tanto viaggiare, essere ospiti di tutte le località possibili e inimmaginabili, ma quando arrivava il momento di ballare nel nostro paese, nel mio in quel caso, l'emozione era sempre più forte, ma l'applauso quello che aspettavamo di più, perché era quello delle persone che ti vogliono bene tutti i giorni. Quindi ve ne regaliamo anche un altro. Roberto, ma io approfitterei di questo momento per invitare qua un amico che ho cominciato a vedere di un altro colore stasera, nel senso era un po' pallido in queste giornate. Adesso si sta cominciando a rilassare perché lo vedo proprio felice di come stanno andando le cose. Le camicie sudate erano più di 7. In questo caso però penso che il riscontro, soprattutto l'affetto di un'intera comunità abbia mascherato in qualche caso, e in questo caso senza ombra di dubbio, la stanchezza e abbia lasciato spazio solo all'entusiasmo. Quindi con l'applauso di tutti vorremmo qua sul nostro palcoscenico il sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas. Un applauso per il sindaco, lo abbiamo visto in processione, lo abbiamo visto in queste giornate, lo dico anche a telecamere accese, così quando domani i suoi colleghi sindaci lo incontreranno lo interrogheranno. Ieri ha pure cantato durante la nostra serata, ma fategli sentire un bel applauso, stasera vi prometto. Non lo farò cantare anche perché mi ha offerto dei soldi per non farlo fare, scherzo ovviamente, però è stata una bellissima serata ieri, oggi, le giornate che hanno preceduto questa. Intanto grazie veramente di cuore per l'accoglienza che mi avete comunque garantito questo pomeriggio. Forte l'emozione, la stanchezza, ma anche la soddisfazione mi sia consentito. Intanto voglio ringraziare tutti i gruppi folk e tenere presente il sacrificio che fanno per portare avanti le nostre tradizioni. Hanno fatto dei sacrifici enormi per essere presenti prima qua alla processione lunga, impegnativa e quant'altro, e poi ci hanno presentato dei balli spettacolari e per questo vanno ringraziati. E poi mi sia consentito, perché sono poche le occasioni di poter esprimere veramente un sentimento di ringraziamento per tutti quelli che poi alla fine permettono occasioni come queste. L'elenco sarebbe troppo lungo, l'abbiamo già detto, però veramente tutti i volontari, tutte le associazioni, gli amministratori, i dipendenti comunali, la Proloco, insomma tutti coloro che hanno fatto sì che questi eventi si siano potuti creare e creare con questa anche grande forza. E questo è il merito tuo e di Roberto, senz'altro, ai quali chiedo un applauso io per loro stavolta. Grazie a tutti. Volevi chiedere qualcosa anche tu al sindaco? Salvatore fondamentalmente ci ha insegnato due cose. Uno, è riuscito a trasferirci nel giro di pochissimo tempo quell'amore smisurato che ha per la sua comunità, e poi quel rispetto che alla comunità di Laconi si deve, perché è davvero un paese che nel raggio di pochi chilometri riesce a snocciolare, ad aprirsi come una gemma nel cuore di una Sardegna attraverso 1000 risorse. Quindi complimenti a voi che questo paese lo portate, lo tenete come un gioiello, un paese da visitare, da scoprire, perché merita la pena venire qui a Laconi, addentrarsi per i vicoli del centro storico e poi scoprire davvero una risorsa che è un patrimonio davvero di tutti in questo caso. E io volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Roberto, ma mi faccio portavoce delle voci che ho ascoltato in queste giornate di festa. Mi fa piacere che stasera ci siano anche dei rappresentanti dell'assessorato regionale del turismo della Sardegna, quindi della regione Sardegna, perché finalmente si sta cominciando a fare quel salto che Laconi merita da sempre, perché ci sono tanti grandi eventi riconosciuti come tali in Sardegna. Laconi non può essere secondo a nessuno e deve entrare a pieno titolo tra i più grandi e i più rappresentativi, perché Sant'Ignazio, e mi permetto di dirlo a casa sua, non è solo il santo di Laconi, ma è il santo di tutti, e quindi Laconi merita questo assolutamente riconoscimento, che arriverà, perché ho visto una bella sensibilità
viaggiare verso di voi. Se volevi aggiungere una parola e un saluto e poi andiamo a continuare. Hai già detto tu, questo è l'obiettivo che ci siamo posti e speriamo anche col tuo contributo di riuscirci. Grazie. Grazie di cuore. E ovviamente loro adesso sono pronti, perché da padroni di casa ci regalano un secondo intervento. Sadanza, Sergio Pussu, non vediamo l'ora di vederli ancora una volta ballare. Laconi.
Fatelo più forte questo applauso, lo meritano. Che orgoglio che c'è dentro di voi. Paolo, vieni qua un secondo, vieni qua avanti. Che sembra un uomo col cuore, con quella scorza che non tradisce un'emozione, e invece aveva gli occhi lucidi di lacrime. Ha detto: sono troppo orgoglioso di loro. Guardalo, guarda. Ah? Completamente vero. Quindi hai un cuore anche tu? In fondo ce l'ho. In fondo, va bene. Allora facciamo una... Dimmi. No, solo a Trusanus con saluti. Grande Paolo, grandi amici. Loro, giustamente Sergio dice: hai fatto accompagnare l'uscita di tutti, fai accompagnare anche quella dei miei. E allora che uscita sia, vai. Sergio Puzzo, applauso anche per lui. Allora, Vincenzo Rodi, che è uno dei nostri amici complici che ci stanno dando un po' di immagini, ecco, adesso non mi sta inquadrando lui, ma lui sa dove voglio andare io, perché intanto voglio Artist, è un bel nome, sto uscendo dalle luci ma poi vi spiego perché, sono loro che ci stanno dando suoni, amplificano ovviamente anche i colori, tutto quello che serve ieri e oggi. Saluto Edoardo Tuveri e tutto il suo staff. Facciamo un bel applauso, solitamente alla fine di corsa, invece glielo voglio fare nel cuore. Vincenzo, se mi segui un attimo, io ieri ho conosciuto un po' di persone che sono venute a trovarci, quindi anche stasera volevo salutare la signora, come si chiama? Pasqualina. Pasqualina, di dov'è? Di Orune. Di Orune, ma è venuta qua oggi per onorare il santo? Parenti qui. A parenti, però ne ha approfittato. Sì, certo. Mi fa piacere, anche perché adesso stiamo preparando un momento molto bello sul palco, però ho la possibilità anche di conoscervi. Adesso il sindaco ha paura perché dice: ieri quando è salito tra la gente è successo di tutto, però devo spiegare una cosa, lo devo dire alla comunità di Laconi. Ieri sera ho conosciuto qua un signore che mi aveva promesso la colazione al risveglio verso le 6 del mattino, e colazione c'è stata, quindi un applauso a chi mantiene le parole. Laconi come si chiamava? Giuseppe, mi pare di ricordare, come Giovanni, chissà se stasera c'è. L'avete avvistato, Giovanni? Perché se ci sei, povero te, ti strappo il pranzo domani. Comunque, scherzi a parte, io sono qua anche perché volevo salutare un po' da vicino tutti. E se fate da bravi, tra poco ci cantiamo una canzone tutti insieme, e qui, ma mi dovete fare un bel applauso perché lo devo capire, che lo devo fare, che si può fare. Va bene, allora Roberto, forse ci addentriamo verso il centro del palco. Salvatore, una cosa al volo, mi sembra che anche questa seratina... Dimmi tu, guarda un po'. Sembra il Redentore di Nuoro quando si faceva all'anfiteatro. Adesso a Nuoro lo stanno un po' aggiustando e ci vuole un po' di tempo, ma qua questo bell'anfiteatro, tenetevelo caro e prezioso, perché per fare gli eventi è meraviglioso e non ce l'abbiamo dappertutto. Quindi evviva Laconi anche per il suo anfiteatro. Roberto, arrivo, anche perché stiamo finendo di allestire tecnicamente lo spazio per i prossimi amici che ci regaleranno emozioni, musica che tu conosci molto bene. C'è stato un momento nel corso della solenne processione quando l'urna
si è fermata, è calato il silenzio lungo le strade di Laconi e a scandire il passaggio di Sant'Ignazio è stato il suono delle Launeddas, un pochino come tornare indietro nel tempo con quella Sardegna che si racconta attraverso la sua voce più bella, e quelle Launeddas erano le Launeddas dell'Associazione Culturale Launeddas del Sini. Un applauso Bentrovati forte. a voi. Cabras ritrova poi la sua forza con il maestro Stefano Pinna, un percorso di valorizzazione di questo strumento. Stefano, non vi abbiamo chiesto quali brani ci regalerete questa sera, lo scopriremo magari insieme. Allora, aspetta, vengo io da te Stefano, perché dovevo farlo io, ma ormai stasera hai capito che sono un po' fuso, perdonami. Ci regalate due momenti musicali, qual è il primo e qual è il secondo? Beh, il primo è la processione tipica di Cabras, la processione Grabarissa, e il secondo è sempre un brano religioso, si chiama Vergine Santa, che è un brano molto particolare che io insomma ho scoperto e ho ridattato per le Launeddas. E allora vi ascoltiamo, in questo caso si dice in religioso silenzio, ma sta a significare con l'attenzione giusta che vi dobbiamo e che dobbiamo a questo strumento che portate con orgoglio e fierezza. Le Launeddas del Sinis.
Stefano, vieni un attimo vicino a me qua al lato, perché così mi fa piacere se presentiamo anche i tuoi compagni di questo viaggio musicale che attraverso insomma questa grande scuola che tu hai, che parte dal cuore dell'isola, hanno modo di confluire con le loro esperienze sempre in avvenire. Beh, è una parte dell'associazione Leonardo del Sinis, Tonio Stara da Sola Russa, Enrico Massa da Simagis, Tore Cau, che è presidente anche della nostra associazione, da Sini, e Gabriele Tola da Midis, insomma un po' tutto il territorio dell'Oristanese. E Stefano Pinna da Cabras, la Unedas del Sinis. Vincenzo, devo riandare là, l'ho promesso, non fatemi fare brutta figura, siamo in diretta, rimarrà testimonianza del vostro entusiasmo. Stiamo finendo bene, guarda qua la bionda che si gira dall'altra parte. Perché non mi vuole guardare in faccia? Le telecamere sono là. Cosa? Che vergogna. Ma perché che vergogna? Come ti chiami? Monica. Di dove sei? Lamar. Villamar. Oh, un laconese in piazza c'è stasera, giusto? Tu ho beccato tutti tranne... Ah, c'è. Beh, lei è una mia amica di vecchia data. Allora, facciamo così. Ho scelto una canzone... Chi sa le parole la canta, chi non sa le parole batte le mani, l'importante è che io vi veda belli entusiasti. Non fatemi fare brutte figure adesso, anche perché con la scusa salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando, abbiamo delle formazioni meravigliose che si preparano per ballare tra poco, ma tra pochi minuti i cieli di Laconi si illumineranno perché ci sono anche i fuochi d'artificio e quindi spettacolo pirotecnico. Io ci provo, Alessandro, andiamo con... questa canzone allegra, applauso, applauso, ballende, cantende, vai!
Ballende, cantende, riende d'ottompare. Sulle mani! Il suo buonamento so ancora a volte sano, il suo divertimento finza da manzano, e sono sempre contento del suo tempo sgarano, e se ne sta eccesa, chi che fini di bellezza. Sempre culpadas todas con cantidades sonos, servente invidiosa, resosa, ni gordonos, alguna bisonzosa, un pipi cordonos, alligro canta canta, terra sarda, terra santa. Sempre sus nubes que sigas los tirones, ma tú que nubes que forman los errores, pierdes son las nubes que sorben los colores, y esa guerra nada, a su chapu si stoccata. Ammetto che un uraio si vive su pochine, miei che tiraio si pensa sugli annile, i nuovi che tiraio amoroso e gentile, al santa e clamorosa, galana in ogni cosa. Vieni qua con me, vieni, un applauso alla mia Raffaella Carrà. E sono sempre contento del suo tempo sgarano, pensando a sta eccesa, chi che fini di bellezza. Ti ho trovato mascherina, vieni qua. Porta steronia, tu eri terra vai, e a sta terra mia ne juge su una nave, un po' che armonia de noghe a cullare, in terra stenoraghe. Sa Columba e sa Prague, sulle mani! Cantende, ballende, riende, non compare, brullende, buffende, compare se compare, cantende, ballende, riende, non compare, brullende, buffende, compare se compare. Vai col finale! Cantende, ballende, riende, non compare, brullende, buffende, compare se compare, cantende, ballende, riende, non compare, brullende, buffende, compare se compare, cantende, ballende, riende, non compare. Grazie a tutti. E ringraziate che non arrivo col segnale lassù, se no ne vedo lì di belle ballerine. Roberto, corri in soccorso al tuo migliore amico, vai al centro palco che io mi bevo un sorso d'acqua e ti raggiungo, anche per vedo che sei in una speciale e bellissima compagnia. Un applauso a Roberto Tangiano. La compagnia è sicuramente speciale e anche eccezionale, quindi ben trovati anche a voi. Però Giuliano, vieni qua tu un secondo, perché la scaletta è vero che può variare, però adesso c'è un momento un pochino diverso.
Però con loro la viviamo, li presentiamo, vediamo insieme. Possono rimanere qua anche loro. Io con- voglio stare con loro a vedere, perché noi abbiamo la visuale privilegiata, no? Perfetto. Tanto li presentiamo. Quindi confermiamo il momento perché bisogna dare il segnale. Ah, siamo noi che giustamente... Esatto. Possiamo spegnere le luci. Aspetta, prima l'applauso per Siurgus Donigala, forte, 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 perché ci sono i fuochi d'artificio e poi qual è maniera migliore se non ricominciare con voi? Ok, pochi minuti ma intensi. Allora spegniamo le luci, accendiamo i fuochi, quando lo dobbiamo fare? Adesso. Adesso, vai.
Ma che cosa poteva accendersi in questa piazza dopo lo spettacolo pirotecnico bellissimo al quale abbiamo assistito, se non l'energia, l'entusiasmo, questa bella età che loro indossano, ma guardando con rispetto a ciò che hanno avuto in eredità dal passato, e cioè la nostra cultura e le nostre tradizioni. Siurgus Donigala non delude mai. Un applauso forte. Davvero, quando c'è stato un incontro di preparazione a questo evento, ci siamo consultati intorno a un tavolo e abbiamo detto stiliamo una possibile lista di invitati, e voi eravate in cima a questa lista perché ci piaceva il fatto di coniugare davvero la vostra età a quello che era appunto il passato che questa sera stiamo rappresentando in questo bellissimo anfiteatro, proprio all'insegna delle danze, dei suoni e di quello che è proprio il valore della nostra terra. Quindi grazie davvero ai giovani di Siurgus Donigala e grazie a Luca Schirru che li ha accompagnati, altro amico forte. Cosa, Marino? È il nostro suonatore di fiducia, perché prima di essere il nostro suonatore è il nostro amico. Ed è amico di tutti noi perché è un ragazzo che si fa voler bene. Allora a questo amatissimo ragazzo chiediamo di accendere i suoni e di accompagnare l'uscita e il saluto di Siurgus Donigala.
Roberto, ma che serata è? Io pensavo che dopo tutto quello che è successo oggi, ho detto chissà stasera non viene nessuno, è un giorno infrasettimanale, sono stanchi, hanno fatto 2000 chilometri di processione e invece guarda che festa. Invece sono tutti qua. E io a questo punto della nostra serata vorrei salutare degli amici, lo possiamo definire così, che non abbiamo ancora citato, non li abbiamo ancora salutati, ma ci hanno conquistato davvero. Quindi con l'applauso di tutti, i frati Cappuccini vanno salutati così. Padre Fabrizio, lo hai avuto al tuo fianco per tutta la diretta, ho visto che avete davvero raccontato. Un'emozione bellissima averlo a fianco, tu l'hai conosciuto nei giorni scorsi quando avete anche preparato tutto l'evento, perché questo ti va dato atto, eri qua con gli operatori, con le telecamere di Sardegna Live, avete fatto un lavoro splendido e oltre che averlo visto oggi in diretta, poi Sardegna Live documenta anche nei giorni a venire la festa di Sant'Ignazio. Ma devo ringraziare tantissimo il sindaco Salvatore Argiolas che mi ha fatto conoscere padre Fabrizio Congiu, una persona incredibile, grande cultura, grande sensibilità. Ci ha portato dentro, guarda, tutti i commenti che mi sono arrivati sul mio telefono personale erano proprio di approvazione per come lui ci ha aperto davvero la visione di un mondo che Sant'Ignazio ha delineato. Quindi non potevamo avere complici migliori di questa avventura. Però e a loro va il nostro grazie più grazie. bello. Prossimi protagonisti sono gli amici di Villanova Tulo e anche di Villanova Tulo potremo davvero stare lì a parlarvi per ore. Però vogliamo dirvi una cosa che è sicuramente importante e accompagna quel sentimento con cui loro danzano. Roberto Usai faceva parte di questa formazione, Roberto non c'è più, però loro lo portano col cuore, lo tengono stretto dentro di loro e quando danzano, quando ballano, quando accendono quei suoni c'è un sentimento, prima di tutto, che avanza e noi questo sentimento lo vogliamo condividere con loro. E loro hanno fatto una cosa molto bella perché, lo abbiamo detto, no? Quando le persone continuano a essere ricordate, le porti nel cuore alla fine non muoiono mai. E l'evento che loro ogni anno organizzano da sempre, alla vigilia di Ferragosto, quest'anno è stato dedicato a lui, ma col sorriso, con la festa, con il grande successo che hanno ancora una volta conquistato, perché questa è una formazione che piace a tutti, dal nord al sud dell'isola, passando per il centro, per la vitalità, per l'energia, per il rispetto che hanno nei confronti della loro tradizione. Ziupitanu è il nome della formazione di Villanova Tulo. E chi c'è là? Un amico di tutti noi, Silvano Fadda, l'applauso e sa danza. Villanova Tulo.
Grazie davvero agli amici di Villanova Tulo. Come vedete siamo costretti a interrompere e mi scuso e saluto fortissimamente gli amici del gruppo folk Fra Nicola da Gesturi. E un bel applauso davvero, perché loro avrebbero dovuto adesso chiudere il nostro incontro, ma vi ricordo un appuntamento per loro importantissimo, sabato 17 settembre, l'incontro che hanno organizzato all'insegna del folklore, delle danze e dei canti in memoria di Luigi Busia, un altro giovane, questo vi accomuna, purtroppo che ha perso la vita qualche tempo fa e che era parte del gruppo folk che chiamava Le Tradizioni. Davvero è un problema tecnico, noi saremmo andati avanti ancora malgrado la pioggia, ma non possiamo più permettercelo per non mettere a repentaglio la strumentazione. Un applauso forte, grazie davvero di essere stati qui, grazie di cuore, grazie davvero. Allora aspetta, fermate, tenete accese le telecamere, vieni Roberto un attimo, perché sembra che Sant'Ignazio voglia premiarci anche negli ultimi istanti. E noi non ce ne andiamo da qui. Facciamo il ballo perché loro hanno sfidato la pioggia e se la sono pure presa Fammi tutta. salutare degli amici mentre chiamiamo altri amici. Silvano, intanto vieni qua al centro del palco. Gianfranco Carboni. Alessandro Secchi, puoi venire qua anche tu. Silvano, uno di noi, con questa maglietta. Ringrazio tutte le persone che ci hanno dato la possibilità di portare avanti la nostra diretta. No, non è possibile. Tutti gli amici di Sardegna Live. Alessandro, un grazie di cuore anche a te per tutto quello che hai fatto in questa giornata. A Santino, ad Antonio, a Cristina, davvero Vincenzo, Jonathan. Voglio salutarli tutti. Donatello. Siamo stanchi adesso? No, siamo stanchi, abbiamo la pioggia che è un problema tecnico, non è un nostro problema. Ci dispiace, ci scusiamo davvero con Gestori. Buonanotte a tutti, un applauso forte, ma è impossibile la condizione.